E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora noi possiamo, per carità, tollerare tanto, divertirci con le commedie che ormai mette quotidianamente in scena quel circolo di vaudeville che è diventata la sinistra italiana, quel cabaret permanente, no, in cui si è tradotto il campo largo a guida Elli Giuseppi, però c'è un limite a tutto. Questa sceneggiata indecorosa sulla libertà di stampa a rischio nell'Italia sotto il governo dei fascisti è veramente supera qualunque paletto minimo di verosimiglianza e induce proprio a una reazione, ma per difendere una realtà minima, no? Sì, perché sapete che dopo l'orrendo attentato al giornalista Sigfrido Ranucci di Report, a cui va ribadita solidarietà concreta ogni volta, si è imbastita questa baracconata per cui ci sarebbe un nesso con un clima dovuto al fatto che ci sono le destre al governo. Non l'hanno detto due avvinazzati al bar qui di fronte, l'ha detto la capa dell'opposizione italiana in consessi internazionali. E sì, è montato anche ieri sera, tutti i talk televisivi parlavano di questo, della libertà di informazione a rischio in Italia, ed erano tutti talk in cui si criticava il governo, e oggi ci sono prime pagine dei giornaloni in cui si critica il governo. Cioè viviamo veramente all'interno di un mondo che ha rinunciato al principio di non contraddizione. Oggi lo stesso Ranucci, a cui ribadisco la solidarietà, obiettivamente esagera dicendo che il garante lo sta punendo per conto del governo. Come dire, prova a ottimizzare questo momento, però non mi sembra una cosa fondata. Sicuramente infondata è questa baracconata del mainstream e della gente che piace sulla libertà di stampa. Allora signori, vorrei ricordare un paio di cose, perché davvero a un certo punto la realtà ha i suoi diritti. Una per esperienza personale di chi vi parla. In questo paese un giornalista che poi incidentalmente è anche un mio familiare molto più noto di me, venne arrestato mentre teneva la riunione di redazione del giornale che dirigeva e dirige. Arrestato! Cioè entrarono dei carabinieri in una riunione di un giornale, degli uomini in divisa, e lo arrestarono, una cosa che uno si aspetta in Russia, no, in Iran, in Cina, non in Italia. C'era un governo dei buoni in quel momento, ovviamente. Fu il primo caso dopo Guareschi in Italia. Non mi ricordo nessuna di queste anime belle struggersi, ma neanche struggersi, proferire una sillaba sul fatto che Alessandro Sallusti, allora anche oggi direttore del giornale, venne arrestato mentre teneva la sua riunione di redazione semplicemente per aver pubblicato un articolo di altri. Andiamo avanti. In questo paese è stato impedito all'attuale direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, qualche tempo fa, di parlare all'Università La Sapienza di Roma, in quanto fascista, e quindi non poteva parlare. A parte la surrealtà di dare del fascista a Daniele Capezzone, chiunque conosca minimamente la storia politica che viene dal Partito Radicale non può che sorridere, ma un intellettuale, un giornalista, diciamo non allineato al mainstream di sinistra, è stato imbavagliato in un'università italiana. Nessuna di queste anime belle proferì una sillaba. Tommaso Cerno, direttore del Tempo, recentemente è stato censurato, nel senso che era previsto intervenisse a un evento a Bruxelles, dove peraltro interveniva anche Ranucci, che parlò, perché Ranucci comunque fa parte dei buoni. Cerno avrebbe detto delle cose sgradite, non ha potuto intervenire a un convegno nelle massime istituzioni europee, in teoria continente per eccellenza della libertà di parola. Per stare a Cerno, Capezzone e all'editore sia del Tempo che di Libero che Angelucci recentemente hanno ricevuto lettere con minacce di morte da dei collettivi anarchici. Nessuna di queste anime belle ha proferito una sillaba sulla libertà di stampa a rischio in Italia. Allora, diciamo che per imbastire un circo propagandistico ci vuole un minimo di credibilità.
oggi, e basta fare la rassegna che vi ha appena fatto il nostro ottimo Sammy Varin, non c'è nessun rischio per la libertà di stampa in Italia. Prendete anche i giornali di oggi e i giornaloni che legittimamente, no, si danno alla spesso anche critica preconcetta del governo. Va benissimo, ma non diteci che c'è un rischio di libertà di stampa. Soprattutto non potete dirlo voi che avete assistito all'arresto di direttori di giornali, alla censura di direttori di giornali, alle minacce di morte a direttori di giornali. Non avete detto, scusatemi, ma stamattina un po' così, sono un po' irritato, non avete detto un cazzo in tutti questi casi, e adesso, strumentalizzando in modo bieco un fatto orrendo come quello di Ranucci, ce la menate con la libertà di stampa a rischio sotto il governo dei fascisti immaginari. Avete perso ogni minima credibilità, e infatti vi avvierete ancora a perdere le elezioni. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.